Ciao a tutti ragazzi e bentornati all'interno di Max Payne 3. Ci ritroviamo nuovamente qui al Madison Square Garden in compagnia del nostro Max, sempre ferito al solito braccio sinistro con un colpo di Barrett Cal che gliel'ha fatto volare via. Ho continuato ho riniziato questa breve parte di circa 30 secondi. Ho recuperato 2 antidolorifici concentrandomi maggiormente. Allora, quindi ci ritroviamo nuovamente con il nostro equipaggiamento. Diamo un'occhiata, una bella beretta con 15 colpi, un bel fucile a pompa rubato a questi stronzetti domenicani ai quali sono stati inflitti numerosi colpi. Infatti guardate un po' che fine che hanno fatto. Allora, vediamo un po'. Allora, praticamente riviviamo nuovamente il flashback della nostra vita e ci ritroviamo a inseguire questa Fabiana, la quale è stata rapita da questi anonimi rapitori. Allora, chiamiamo il nostro caro ascensore. So good at it. Ottimo Max, guardate che figo il nostro Max. Guarda, ha il braccio ferito e allo stesso tempo tiene una pistola sotto praticamente sotto l'ascella e il fantastico fucilone a mano. Un vero e proprio agente di polizia. I guess I must have skipped that class. Okay, come on. Andiamo, Let's andiamo. go. Allora, vediamo un po', questa serie mi sta appassionando sempre di più. Questo Max Payne infatti è stato un ottimo acquisto, fantastico come game. Allora, devo ricordarmi che quando appare quella sorta di circonferenza che continua a ruotare, avviene il salvataggio. Attenzione qua ragazzi che continuano a spiarci. Max, dove sei? Un attimo, stronzone. We got here. Do you have the money? No? But you might be able to Ehi, tell us what chi the è fuck questo is going stronzo? on. Seu Un filho Bob da puta. Marley? Bob Marley ragazzi, ci assomiglia. O Un que gorilla. aconteceu lá embaixo? Non Quem nos capisco il atacou? portoghese, mi spiace. Quem são os franco-atiradores? Vai se fuder! Boh, chissà. Não estou pra brincadeira, filho da puta. Ehi, che succede? Que você nos enganaram? Covarde! Trouxemos o dinheiro. Non capisco ragazzi. Che è successo? Ah, i suoi amichetti, eccoli qua. Finalmente. Oh mio Dio. Via, 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 via. Alla Matrix. Bella, fantastica. Va bene. Ci siamo salvati, avanti, nascondiamoci, ce n'è un altro. Una donna? Non una donna. Via, giù, un antidolorifico. Benissimo. Questo fucilone a pompa. Eccolo qui. Wow, direttamente in testa. Guardate questo stronzetto qui. Guarda di sotto, brutto stronzo. Bene, vediamo il nostro fucile a pompa. Voglio utilizzarlo. È ancora vivo. Ok, ricarichiamo. Ottimo. Something tells me we're heading in the right direction. Sì, perfetto. Straight on here, I'll cover you. È importante anche ragazzi entrare all'interno di questi fantastici loculi, perché probabilmente ci saranno delle armi dorate. The Galatians Eccole will qua. be making more than the sports pages tomorrow morning. Quindi è importante dare un'occhiatina a tutto quello che si trova in giro, soprattutto per aumentare il vostro punteggio all'interno della campagna. Ecco gli Uzi, come mi avete consigliato non abbiamo molto spazio nell'inventario e questa è una cosa che mi rassicura, perché almeno non possiamo imitare quei giochi punta e clicca nei quali abbiamo all'interno delle nostre tasche un baule pieno di chissà cosa e praticamente possiamo metterci tutto quello che vogliamo. Almeno questa cosa è molto comprensibile, che una pistola e un uso possono entrare all'interno delle nostre tasche, questo è comprensibile, questa cosa mi rassicura. Entriamo. Vediamo un po'. Qua c'è qualcosa. C'è una soda. Ehi. Infatti sotto, pezzettino di merda. Ci aveva ammazzato ragazzi, meno male. Mi stavo andando a comprare la soda, però mi stavano ammazzando. Avanti Max, alzati. Tutto a posto? Bene, sempre il solito ferito. Abbiamo un bel proiettile che sembra un ragnetto nella camiciona. Andiamo. Non niente antidolorifici. Abbiamo un po' di sangue alle ginocchia, guardate un po'. It Allora, didn't sound like we were the only ones getting shot at. Who the hell had tipped these guys off? I didn't know what to think anymore. This town had more smoke and mirrors than a strip club locker room. una città abbastanza viva. Bene, saliamo queste scale, praticamente siamo in un sito ancora in costruzione. Molto difficile entrare all'interno di queste porte perché possiamo ritrovarci qualcuno davanti. Vediamo, niente, a quanto pare. Andiamo. Dove siamo? Ah, continuiamo ad essere nel Madison Square Garden. Ecco qualche pallone di calcio. Delle scarpe. Avanti, diamo un'occhiatina, Max. Eccoli qua ragazzi, gli stronzetti che hanno rubato il denaro per il riscatto. Maledizione. Ehi, chi gli ha sparato? Si è sparato da solo. Oh mio Dio ragazzi, che stronzi. Hanno tradito il loro amico. Peccato che non capisco il portoghese. Dei veri assassini senza scrupoli. Gli ha sputato addirittura addosso. Che schifo. Ecco il nostro Max.
Avanti che ce la fate. Ah, praticamente... Ah, sono anche loro poliziotti. Boh, vediamo ragazzi, perché hanno anche qualche giubbetta antiproiettili, armi di importazione americana e probabilmente sono anche loro poliziotti, stanno dalla nostra parte. Ma chissà se sono corrotti. Hanno degli auricolari, avete visto? Hanno gli auricolari all'interno delle orecchie, probabilmente sono dei poliziotti. Infatti li inseguono. Ecco, il primo l'hanno fatto fuori. Ah, ricordo quel laser. Probabilmente il bastardone ci ha sparato a noi. Attenzione. Questi sono addestrati a uccidere, stiamo molto attenti. Max, abbassati che sei sempre il solito scordinato. Attenzione. Mamma mia, combattere all'interno di un negozio di abbigliamento è fantastico. Veramente. Non abbiamo attenzione a questo stronzo. Ma che ha il giubbetto antiproiettili, ragazzi? È ancora vivo? È morto? Ok, gli abbiamo frantumato un braccio, non abbiamo però più vita. Allora, vediamo un po' il nostro giro a pompa. Preso. Merda. Hai qualche pillola, amico mio? Siamo in netta difficoltà. Però il nostro amico accanto non è che ci serve molto d'aiuto. Vedete un po', non è che riesce a fare perché abbiamo distrutto un bancone. Ah, là sotto ci sono delle pillole. Ottimo. Abbiamo completamente la nostra stamina per il bullet time. Ok. Diamo un'occhiata. Non possiamo usare il fucile a pompa perché è troppo lontani siamo. Il nostro uso. Bella. Andiamo. Maledizione ragazzi, siamo in una bruttissima situazione. Dobbiamo farli fuori alla cieca. Abbiamo terminato anche i colpi. 2 colpi nella nostra beretta. Allora c'è una cosa sola da fare. Ricarichiamo il nostro fucile a pompa ragazzi. Benissimo. Ci lanciamo nella modalità bullet time. Non ce la fai da solo. Io ho finito le munizioni. Ho il braccio che mi sta sanguinando. Andiamo. Forza. Forza. Bella. Bella, ce l'abbiamo fatta ragazzi. La nostra modalità alla Matrix. Ah, ti esci fuori, pezzo di merda che ti spacco in due. Esci con la testina. Forza. Bella. C'era quest'altro pezzo di merda qua sotto. Bellissima. Wow ragazzi, ce l'abbiamo fatta anche se eravamo in inferiorità numerica e senza vita. Dobbiamo ricaricare munizioni però. Dove è andato il nostro amico? Vediamo un po'. Attenzione che da solo può essere ucciso. Guarda qui, io devo ricaricarmi le munizioni, però ho solo qualche fucile a pompa. Ci prendiamo un pallone per tirarlo addosso agli avversari. Vediamo. Ecco, il mitra è sempre più utile. Dannazione, me lo dimentico sempre. Allora, una pistola. Vediamo se abbiamo raccolto qualche colpo in più. Anche colpo per il nostro Uzo. Benissimo. Allora, ricarichiamo. Vediamo un po'. Benissimo, c'è anche un altro M9. Allora, amico mio. A little late to be giving him his last rites, don't you think? Look at this blackjack. This is high-end gear. These guys are seriously financed. Yeah, I noticed. I'll get you one for Christmas. Come on, let's keep moving. We've still got a Guardate che sniper on stronzo us. Mortis ragazzi. With him first. Continua a inviare messaggi. No time. The money will be long gone. We gotta stay on the guy with the bag. I might have written the book on dumb ideas, but Passos sure wasn't afraid to quote from it. Il nostro Max ragazzi è un uomo di vero onore. Infatti non gli interessa praticamente nulla del denaro, ma solo per l'amore per questa raga. Amore. Praticamente vuole portare il giusto come è necessario. Vediamo, ci hanno ammazzato. Attenzione. Che c'è qua? Senti delle voci, però io non vedo nulla, amico mio. Vediamo. Non capisco un accidente. Chissà se il nostro amico può fungerci da interprete. Andiamo avanti. Dai. Ah, degli antidolorifici ragazzi. Li vedete? Sono lì. Eccoli là. Delle belle pilloline. Ecco qua che se ne stanno andando via. Ma dove siamo? In un fast food? Siamo usciti praticamente. Andiamo con calma. Prendiamoci queste belle pillole. Bene, bene, Just bene. what my 10 different online doctors ordered. No, no, teniamoci il fucile in mano. The smell in this place reminded me of how long it had been since I'd had any food. A drinker eats when he's loaded. A real drunk eats when he's not. Oh mio Dio. Bene, bene, la testa. Perché stai sprecando munizioni? Che faccio? Mi faccio ammazzare, stronzo. Molto strano il nostro amico. Comunque ragazzi, per quanto riguarda ciò che ha detto Max prima, cioè che non mangia un boccone chissà da quanto, è perché si nutre sempre a pillole e ad alcol. It was time to introduce our sniping pal to something more intimate and short range. Eccolo qui infatti, il suo amico Alcol Kong. Vediamo se si chiama Kong. Ecco altre pillole. Diamo un'occhiata. C'è qualcuno? Non lo so.
Prendiamo le nostre pillole. Probabilmente sarà pieno di nemici con tutte queste pillole che stiamo prendendo. Andiamo. Attenzione. Ricarichiamo. Siamo al massimo. Merda. Qua ci serve il fucile a pompa, ragazzi. Meglio non farci vedere. Luzzo. Dai. Ma dove siamo? In una torre di controllo? Abbiamo finito quasi i colpi. Meglio utilizzare la nostra pistola. Anzi, pistola ed Uzo. Buttiamo questo fucile a terra. Entriamo alla Matrix. Che fail. Andiamo avanti, scendiamo. Meno male che ci ha salvato il nostro amico. Che schifo, ragazzi. L'ha spappolato. Ecco il Barret, ragazzi. Avete visto? Praticamente ci hanno sparato con quel fucile. C'è chi diceva che non fosse un Barret. Guardate un po', invece è un Barret là a terra. Ci hanno sparato con un Barret. Delle cuffie? Vediamo un po'. Eccolo qua il Barret, ragazzi, avete visto? Vediamo se troviamo questa ragazza, mamma mia. Dobbiamo guidare il nostro amico. Non so perché ci siamo messi il microfono. Ma perché sempre i lavori più difficili li deve fare il nostro Max? Senza munizioni siamo pure stesso. Giù. Allora, vediamo un po'. Niente, non abbiamo munizioni, abbiamo solo la nostra pistolina. E che hanno il giubbetto antiproiettili, quindi bisogna sparare in testa, ragazzi. Vediamo un po'. Guardate questo stronzetto qui. Crepa. E il nostro amico lassù che fa con quel fucile da cecchino? Comunque avete visto che è un Barret, ragazzi. Non so come ha fatto a non staccarci un braccio, perché spara proiettili da 50 kg a colpo. Però stranissimo, ancora ce l'abbiamo il braccio. E lo muove con tranquillità. Certo, dopo essersi preso gli antidolorifici, ci credo. Ecco l'ultimo stronzetto che ha la borsa del riscatto della nostra Fabiana. Bene, diamo un'occhiata. Fiume di proiettili addirittura, 2500 colpi sparati. Siamo circondati da una banda di nemici. Un bel elicottero all'interno del campo. Diamo un'occhiata che sono pieni di giubbetti antiproiettili. Una granata! Oh, ho visto qualcosa di rosso. Attenzione. Ma perché loro possono lanciare le granate mentre il nostro Max non può farlo? Nascondiamoci nuovamente in avanti. Vediamo questi stronzi qua sotto. Bene, bagno di sangue, 250 uccisioni. Stiamo giù. Qua è un problema, ragazzi, finire le munizioni, perché sono così imbottiti di giubbetti antiproiettili che non ci riesco proprio a ucciderli immediatamente. Quindi prendiamoci un altro bell'antidolorifico. Attenzione. Ho sprecato un intero caricatore. Diamo un'occhiata. C'è ancora l'Uzo in mano. Dobbiamo utilizzarlo per tornare indietro, casomai riusciamo a trovare qualche proiettile in più. Andiamocene via. Via. E il nostro amico laggiù che fa? Non è che ci può dare un po' di copertura. E l'ha messo con il fucile da cecchino. Avanti, amico. Falli secchi. Allora, non abbiamo più niente. Merda, stiamo attenti. Ok. Morto. Attenzione a quest'altro. 13 colpi da colpirlo alla testa. Benissimo. Ancora vivo? No. Bene. Usciamo. Prendiamoci il nostro M19. Qui come caspita si chiama. C'è anche su Battlefield, però non ricordo mai come si chiama. Andiamo. Allora vediamo cosa c'è. Un altro fucile. Le munizioni sono abbastanza un problema. C'è quello con la luce e quello senza luce, perché le munizioni non sono uguali. Mannaggia. Ricarichiamo. Un bel fucile a pompa. Ma io direi di tenerci questo mitra. Allora, mi sembra di aver visto qualche morto all'interno di questi spalti. Infatti è vero. Vediamo un po', c'è qualcosa. 15 proiettili con la nostra pistolina. Qui c'è un fucile a pompa. Allora, dove dobbiamo andare? Probabilmente dobbiamo andare in avanti. Chissà dov'è questa fantastica ragazza. Però guardate che campo, ragazzi. Mamma mia. Madison Square Garden. Allora, vediamo, non c'è niente. Un cestino per l'immondizia. Probabilmente dobbiamo salire per queste scale. Eccolo il primo. Non sprechiamo colpi, ragazzi, con la modalità bullet time, ovvero con questa modalità furia, dove possiamo scaricare interi caricatori ai nostri avversari. Ecco altri antidolorifici. Mi preoccupo ogni volta che vedo antidolorifici, perché da un lato sono contento, ma dall'altro mi rendo conto che possono esserci davvero molti nemici. Looks like a VIP lounge or something. I'm gonna check it out. Neves vai nos matar, hein, se a gente não voltar com dinheiro. Attenzione, ragazzi. Alguma alpinismo social in mano e un casada com um cara mitragliatore. Mesma história de sempre. Maledizione, volevo utilizzarlo, però non ce l'ho fatta.
pappo con le palle. Dio. Via, brutto stronzo. Ma che sono imbottiti di esplosivo, mamma mia.